Trento è la provincia in cui si vive meglio, seguita da Bolzano e Udine. Nessuna provincia veneta sul podio della classifica della 36esima edizione della qualità della vita del Sole 24 Ore. Nella top 10 però ne troviamo 3. Treviso al sesto posto, Verona al settimo e Padova al nono posto. Questo piazzamento è una vera sorpresa, visto che la provincia di Padova ritorna tra le prime 10 dopo 30 anni di assenza. Mi fa molto piacere, però ogni settimana esce qualche classifica, qualcosa positivo, qualcosa negativo, però sostanzialmente penso sia abbastanza vero, in quanto la qualità di vita della provincia di Padova, oltre ad essere bellissima, è buona. Io spesso, volentieri, giro per altri motivi e vedo dei luoghi incantevoli, non parliamo sempre dei soliti coriugani, piuttosto Abano, piuttosto che il Rodigino, veramente abbiamo luoghi splendidi, per cui la qualità di vita è sicuramente buona. Sono abbastanza, tutti i dati ho visto sono abbastanza positivi. Lo scorso prima non avevo neanche avuto modo di leggere prima, però sono soddisfatto del lavoro che stiamo facendo. L'indagine del Sole 24 Ore dal 1990 misura i livelli di benessere nei territori italiani e i risultati presentati per il 2024 vedono trionfare nella top 10 il Nord. Nelle altre posizioni, infatti, troviamo le province di Bologna, Bergamo e Milano. Per quanto riguarda la provincia di Padova, si classifica prima nell'indicatore riguardanti la densità di tutti gli impianti fotovoltaici, mentre il peggior piazzamento è quello nella disuguaglianza del reddito netto, dove si colloca al 105° posto su 107. La provincia di Padova sale negli indicatori ricchezza e consumi di ben 18 posizioni e in quella di affari e lavoro e ambiente e servizi. Scende invece negli indicatori di sicurezza e cultura e tempo libero. È preoccupante perché sono i giovani, 15 16 anni, e qua praticamente mancano le famiglie, mancano i patronati, c'è un problema di sicurezza perché i ragazzini, è incomprensibile per me che un ragazzino 15-16 anni, una ragazzina, va via col coltello in tasca. È ancora peggio quello dello spazio che è aumentato tra purtroppo i nuovi poveri e non dico i nuovi ricchi, né chi è benestante. E questo qua bisogna impegnarsi veramente tanto perché questo gap è fonte di preoccupazione per tutti quanti.